Buongiorno carissime, carissimi, siamo pronti per una nuova bella lezione di yoga? Bene, cominciamo con prendere una bella e profonda respirazione. Cerchiamo sempre di far scendere il respiro fino in fondo, riempirci di aria ma anche di luce, di energia. Facciamo questo inspirando, portiamo indietro le braccia. Espiro. Inspiro forza, inspiro luce, inspiro sole, espiro tutto quello che vi dà fastidio. Ancora una volta, inspiro, espiro. Adesso facciamo questo. Inspirando apriamo le braccia, cerchiamo proprio di dilatare lo spazio, anche lo spazio interno del torace. Inspiro, espiro, espiro. Quindi 2 espirazioni. Ancora inspiro, apro, su bene i gomiti. Ancora una volta inspiro, l'ultima volta, inspiro, cerchiamo di dilatare bene lo spazio del torace, riempirci d'aria, di energia e rilassiamo. Appoggiamo le mani sull'addome, ascoltiamo il respiro. Adesso lasciamo il respiro completamente spontaneo, senza forzarlo, senza guidarlo, così come viene. Però ascoltiamolo, osserviamolo. C'è solo il nostro respiro, nient'altro. Non facciamoci distrarre da tutto quello che c'è intorno. Sentiamo come il respiro diventa lento, quieto, profondo. E ascoltare il respiro così, quietamente, ci dà una grande calma, una grande tranquillità. Bene, adesso portiamo le braccia verso l'alto, allunghiamole bene verso l'alto, un braccio avanti, l'altro indietro, velocemente. E poi inspirando, portiamo indietro le braccia, inarchiamo un po' la schiena, un po' indietro la testa. Abbandoniamo le braccia, facciamo uscire il respiro. Ancora su. Allungo, sforbicio con le braccia avanti e indietro. Inspiro in arco. Bene, adesso le braccia avanti, le incrocio velocemente. Inspiro. Ancora una volta, incrocio. Inspiro, apro. Bene, rilassiamo. Fermiamoci ancora un attimo, ascoltare il respiro, appoggiamo ancora le mani sull'addome senza premere, deve essere un contatto leggero. Cerchiamo di percepire che adesso c'è più spazio nei polmoni. Sentiamo come il respiro entra, come il respiro esce e quanto spazio trova il respiro dentro di noi. Bene, adesso appoggiamo le mani sulle cosce, muoviamo una spalla, solo una spalla, la portiamo in avanti, su verso l'alto, verso l'orecchio, la portiamo indietro, la facciamo scendere bene, l'altra spalla rimane ferma, immobile ancora, avanti, su verso l'orecchio, indietro e giù bene in basso, lontano dall'orecchio. Adesso nell'altra direzione, la spingiamo indietro, su, in avanti e scende. Ancora una volta, indietro,
su, in avanti e giù. Rilassiamo, ascoltiamo per un attimo. Una spalla e l'altra spalla. Sentiamo la differenza tra la spalla che ha lavorato e quella che è rimasta ferma. Cerchiamo di percepire che c'è maggiore energia nel collo, nella spalla, anche nel braccio. Adesso l'altra spalla, avanti, su, verso l'orecchio, su, spinta bene in alto, spinta bene indietro, spinta bene in basso. Ancora. Cerchiamo di fare una bella rotazione ampia, lasciare ferma, rilassata l'altra spalla. Nell'altra direzione, indietro, su, verso l'alto, in avanti e giù. Ancora una volta, indietro, su, in avanti e rilasso, distendiamo. Teniamo le spalle bene aperte e lontano dalle orecchie, senza portarle indietro, senza chiudere la schiena, senza chiudere lo spazio tra le scapole. Deve esserci spazio nelle spalle, spazio nel petto e spazio nella schiena. Flettiamo la testa in avanti, lentamente disegniamo dei cerchi nell'aria, leggera la testa, ascoltiamo sempre il peso della testa, ascoltiamo come si muove il collo, la gola, tutto con attenzione. Nell'altra direzione. E ci fermiamo, rilassiamo. Adesso portiamo le braccia verso l'alto, palmi delle mani a contatto, pieghiamo un po' le braccia morbide, pieghiamo i gomiti, ci muoviamo piano piano da un lato all'altro, come un alberello mosso dal vento, da chioma che va con leggerezza da una parte e dall'altra. E ci fermiamo. Allunghiamo bene le braccia verso l'alto, le facciamo scendere lentamente, mani sulle cosce e rilassiamo. Adesso portiamo un ginocchio verso l'alto, le mani intrecciate sulla tibia, allunghiamo bene il collo del piede in avanti, poi su portiamo le dita del piede verso il corpo, poi giù ancora le facciamo scendere, lo facciamo risalire. Poi a terra questa gamba, sull'altra facciamo lo stesso movimento, allunghiamo bene il collo del piede, distendiamolo completamente e poi pieghiamo il piede. Ancora, giù, su. Sentiamo come lavorano i muscoli della gamba sotto le nostre mani. Sentiamo come tirano il piede. Bene, giù. Ancora sull'altra gamba, mani sempre intrecciate sulla tibia, disegniamo dei cerchi nell'aria con il piede, rotazioni della caviglia, nell'altra direzione, bene, giù, l'altra gamba e cerchi con il piede, nell'altra direzione, ci fermiamo, rilassiamo.
Adesso cerchiamo di portare ancora il ginocchio su, ma su quanto possibile, e flettiamoci con la schiena, con il tronco sopra la coscia. Rimaniamo un attimo così, cerchiamo di far scendere bene le spalle, arrotondare bene la colonna vertebrale. Poi su, ritorno, sciolgo, su l'altra gamba, spingo bene sul ginocchio, scendo con la fronte verso il ginocchio, giù le spalle. E ritorno. Rilassiamo, distendiamo. Adesso portiamo le braccia in avanti. Testa tra le braccia, allunghiamoci bene in avanti con tutta la schiena, con tutta la colonna. Poi su, portiamo le braccia verso l'alto. Lentamente ruotiamo su un lato, aprendo le braccia, portando le braccia in linea con le spalle. Poi torno su, braccia verso l'alto, porto a contatto i palmi delle mani, mi allungo bene verso l'alto, scendo ancora in avanti, spingo bene in avanti tutta la colonna vertebrale, le braccia, il collo, su verso l'alto, ruoto sull'altro lato, aprendo le braccia. Poi ritorno, allungo le braccia verso l'alto e piano piano le faccio scendere e rilasso. Adesso incliniamo la testa lentamente da una spalla all'altra. Bene. Portiamo le mani ai fianchi. Cerchiamo di aprire bene le spalle, dentro il respiro. Inspiro, espirando ruoto, ancora, torsione. Inspiro al centro, dentro l'aria, fuori l'aria. Torno al centro, dentro l'aria, fuori l'aria. Ancora, dentro l'aria, fuori l'aria. Torno ancora, dentro l'aria, fuori l'aria. Su ancora. E torsione. E ritorno. Rilassiamo, distendiamo. Portiamo un braccio verso l'alto, lo allunghiamo bene verso l'alto, poi ci incliniamo un po' sull'altro lato, spingiamo il braccio lontano, cerchiamo di aprire bene tutto questo fianco. Poi lasciamo ricadere il braccio, fermiamoci un attimo così. Poi su, spingo ancora il braccio lontano, lo riporto verso l'alto, lo allungo, lo faccio scendere lentamente, rilassiamo e ascoltiamo per un attimo questo lato e l'altro lato. Cerchiamo di percepire tutte le differenze, tutte le sensazioni che ci sta regalando il nostro corpo. Poi sull'altro braccio, allungo bene verso l'alto, lentamente mi inclino, spingo il braccio lontano, cerco di aprire bene, lascio ricadere il braccio, mi fermo un attimo in questa posizione. Poi su, allungo ancora e faccio scendere il braccio e rilasso.
Adesso facciamo dei movimenti leggeri, leggerissimi con le braccia. Non importa se i movimenti non sono perfetti. Cerchiamo però di mettere leggerezza in tutti i gesti che facciamo. Non ci muoviamo mai così. Cerchiamo di scoprire, di riscoprire il piacere della lentezza, della leggerezza. Seguite i movimenti delle mie braccia. Leggere le braccia, senza peso. Stiamo muovendo energie sottili e i nostri gesti vogliono solo esprimere grazia, grazia, armonia e bellezza. Sapete, dicono che questi gesti così lenti, attenti, armoniosi, creano una musica nell'aria. Una musica che noi non possiamo sentire, ma c'è. E ci avvolge, ci circonda. Bene, fermiamoci un attimo. Ascoltiamo quanta leggerezza c'è dentro di noi. E adesso terminiamo la lezione ascoltando ancora il respiro. Dobbiamo creare con la mente, col pensiero, con l'immaginazione, 2 triangoli dentro il nostro tronco. Il triangolo inferiore ha la base nel bacino e il vertice al centro del petto. Il triangolo superiore ha la base nelle spalle e il vertice sempre al centro del petto. Il vertice dei 2 triangoli si incontrano, quindi un triangolo superiore e un triangolo inferiore. Con ogni inspirazione, portando dentro il respiro, immaginiamo di riempire il triangolo inferiore. Con ogni espirazione riempiamo il triangolo superiore. Trasformiamo il respiro in luce e vediamo questa luce dorata che riempie con ogni ispirazione il triangolo inferiore, l'addome, e con ogni espirazione il triangolo superiore, il petto, il torace. Facciamolo per un po' di volte, con attenzione. Vediamo i nostri triangoli, vediamo questa luce dorata che li riempie, come se fossero raggi di sole. Bene, con la prossima espirazione abbandoniamo l'immagine dei triangoli, rimaniamo ancora un attimo, quietamente, cercando di percepire se questi pochi momenti di yoga sono riusciti a cambiare qualcosa del nostro paesaggio interiore, se siamo un po' più tranquilli, un po' più sereni. Bene, vi ringrazio tanto, vi auguro una buona giornata e vi aspetto alla prossima lezione di yoga.